Riunioni scientifiche come questa che si è tenuta qui, i nuovi orizzonti delle patologie, ci consentono di focalizzare meglio chi ha più urgenza al trattamento, di focalizzare meglio come seguire le persone che oggi non possono accedere alle cure e di ottimizzare il tempo per l'immissione in trattamento di chi oggi non accede alle cure, che stimiamo sia non superiore ai prossimi 2 anni. Quindi la stragrande maggioranza delle persone con l'epatite C in Sicilia e in Italia hanno oggi oltre 50 anni. Poi c'è una fascia di infetti più giovani, sono le persone che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, sono persone che hanno fatto tatuaggi o piercing in situazioni non sicure. Tutto questo era teoria, epidemiologia fino a poco tempo fa, perché tanto poco potevamo fare per gli infetti. Oggi con questi super farmaci che ci consentono sostanzialmente di sperare in una completa eradicazione dell'infezione da tutta la popolazione, dobbiamo mettere in atto tutte le misure per identificare tutti gli infetti oggi, capire chi è suscettibile di trattamento e chi ne ha bisogno immediato, ma anche chi va seguito nell'ottica di una eliminazione. In questo senso la situazione siciliana, proprio perché gli infetti sono tanti, se stimiamo che ci siano anche il 2% di infetti nella popolazione generale, capite che il 2% di 6 milioni di persone che siamo non è un piccolo numero. Ecco, in questo senso la Regione Sicilia è chiamata ad affrontare una spesa difficile da tollerare per la sua sanità regionale, non certamente nelle migliori condizioni finanziarie, ma con piani adeguati, e li stiamo facendo attraverso la rete regionale HCV che si occupa di questa programmazione e di cui sono coordinatore. Con piani adeguati riusciremo nell'arco dei prossimi 3 anni ad affrontare, sperabilmente a contenere e risolvere il problema.